Buongiorno, buongiorno in diretta con Focus a TG, tanta cronaca anche oggi, un gravissimo incidente. Partiamo con questo fatto di cronaca nera purtroppo, perché ci sono 2 vittime sull'autostrada fra Palmanova e San Giorgio di Nogaro in direzione di Venezia. Sono scesi dal furgone per controllare i danni subiti dopo un tamponamento, ma sono stati investiti e uccisi da un altro mezzo che sopraggiungeva. Le vittime sono 2 cittadini rumeni. Vediamo. Sono scesi dal mezzo per controllare i danni appena subiti dal proprio veicolo dopo un incidente. In quel momento un altro furgone che sopraggiungeva li ha investiti e uccisi. Le vittime sono 2 romeni, Konstantin Alexoe di 43 anni e Andrei Robert Balan, 18enne. È successo nella tarda serata di ieri in A4, nel tratto tra il nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro, direzione Venezia, poco dopo il bivio con la A23. Un punto dove la strada si apre a 4 corsie, a poca distanza dalla stazione di servizio di Gonars. Era circa mezzanotte. Secondo una ricostruzione, i 2 cittadini romeni e una donna seduta a fianco del guidatore stavano viaggiando a bordo di un furgone con carrello al seguito, quando sono andati a schiantarsi contro il guardrail centrale. Il mezzo è stato sbalzato al centro della strada tra la corsia di marcia e quella di emergenza. I 2 uomini sono scesi dal veicolo per controllare l'entità dei danni. Pochi istanti dopo un secondo furgone li ha centrati in pieno, uccidendoli. Dopo il grave incidente sono stati attivati i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il personale di Autostrade Alto Adriatico, la polizia stradale e 2 ambulanze da Palmanova e Udine, oltre all'elisoccorso. I soccorritori del 118 hanno fatto di tutto per rianimare i 2 cittadini romeni, ma le ferite erano troppo gravi e i medici hanno dovuto decretare il decesso. Anche l'uomo al volante del furgone che ha investito i 2 cittadini stranieri è rimasto ferito, mentre la donna che viaggiava insieme alle vittime dell'incidente era in stato di shock. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. I rilievi delle forze dell'ordine e le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata hanno tenuto impegnati i soccorritori per diverse ore, fino alle 4 del mattino. Servizio di Gianluca Paladin della nostra redazione di Trieste. C'è stato un altro grave incidente sulla 28, sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone alle 21:30 di ieri sera, uno scontro fra 2 vetture avvenuto in direzione Conegliano sulla 28. 5 le persone coinvolte nello scontro, 4 di loro sono uscite autonomamente dai veicoli, mentre un'altra è stata estratta con i divaricatori dalle lamiere, con un intervento dei vigili del fuoco. Successivamente è stata messa in sicurezza l'arteria e sul posto della polizia stradale il 118 con ambulanza ed auto medica. Dolore e commozione questa mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova, dove si sono svolti i funerali della piccola Beatrice Angela Gobbo, la bambina di 5 anni uccisa il 4 gennaio da 4 virus che in pochi giorni non le hanno lasciato scampo. Stretti nel dolore, il padre Giovanni e la madre Francesca hanno accompagnato il piccolo feretro bianco che vedete in queste immagini all'interno della basilica, la stessa dove nel settembre del 2018 avevano celebrato il battesimo della loro piccola. Ecco i genitori che danno un ultimo saluto alla bimba. Rose bianche e iris a ricoprire la bara. Il padre Federico Laureatta, amico di famiglia, ha celebrato l'omelia e ha letto il ricordo della piccola fatto dai genitori. Ora sei il nostro angelo, ha detto. Alla fine della cerimonia ha preso parola anche la maestra dell'asilo che ha ricordato il sorriso e la gioia della piccola deceduta. E questa tragedia che ha compromesso, con 4 virus che hanno compromesso gli organi di una bambina di 5 anni, ha lasciato sgomenta l'opinione pubblica che si interroga come sia stata possibile questa fine, se non si possa intervenire preventivamente per evitarlo. Vediamo, sentiamo.
Com'è possibile che una bambina sana possa morire in così pochi giorni per colpa di 4 virus? È la domanda che tutti si fanno dopo la tragedia della morte della piccola Beatrice Angela di appena 5 anni. Si tratta di casi piuttosto rari, spiega la pediatra Liviana D'Adalt. Una piccola percentuale di bambini, direi inferiore al 5%, forse intorno all'1% rispetto a tutte le infezioni. Dicevo, in una percentuale così bassa di bambini, le infezioni però possono avere invece un andamento completamente diverso, un andamento che noi chiamiamo andamento invasivo, andamento fulminante. D'Adalt, storica direttrice del Polo della Salute della Donna e del Bambino di Padova e ora presidente della Fondazione Salus Pueri, vuole lanciare anche un messaggio rassicurante. Molto spesso dicevo, più virus o virus e batteri insieme possono coesistere come causa di queste infezioni. Questo non necessariamente ne condiziona la gravità. Quindi un messaggio tranquillizzante: le infezioni ci sono frequenti, nella maggior parte dei casi sono benigni, anche se più agenti infettanti possono coesistere. Ancora una volta, per evitare complicazioni è sempre opportuno scegliere la vaccinazione per i bambini. Quello che stiamo vedendo ora è una era, così dire, post-vaccinale, la chiamiamo, no? Che anche i virus, che credevamo essere più benigni, anche i virus, come per esempio il virus dell'influenza, possono determinare in una piccola percentuale di casi questo andamento così fulminante e potenzialmente anche letale. Quindi anche per questi, solo per alcuni di questi, l'arma più forte rimangono le vaccinazioni. Così dicono i pediatri. E saranno celebrati martedì mattina i funerali di Mattia Coada, il bambino di 8 anni del Lido di Venezia che è morto lo scorso 28 dicembre all'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo per cause ancora da chiarire. Ieri si è svolta l'autopsia, 6 i medici indagati. Sono stati fissati per martedì mattina alle 10:30 nella chiesa di San Nicolò al Lido di Venezia i funerali del piccolo Mattia Coada, il bambino di 8 anni del Lido, deceduto lo scorso 28 dicembre all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia per cause ancora in fase di accertamento da parte della magistratura. La celebrazione funebre seguirà il rito cristiano ortodosso ed è prevista una moltitudine di gente per stringersi attorno alla famiglia di Mattia. Ci sarà tutta la comunità moldava e cristiano ortodossa di Venezia e Mestre, guidata dall'assistente spirituale padre Anatoli Bitaca. Alla celebrazione parteciperanno sull'altare in paramenti sacri, in segno di vicinanza e comunione a questa tragedia, anche sacerdoti cattolici della collaborazione pastorale del Lido. Il piccolo feretro arriverà direttamente dall'ospedale L'Angelo di Mestre, accompagnato dai familiari e amici, dove ieri si è svolta l'autopsia. Sono stati i genitori di Mattia a scegliere la chiesa di San Nicolò proprio perché profondamente devoti alla figura di San Nicola. Al termine degli accertamenti di ieri, il corpo è stato immediatamente messo a disposizione della famiglia, con il nulla osta a provvedere all'ultimo saluto. Martedì, dopo la cerimonia funebre del bambino, ci sarà la sepoltura nel cimitero di San Nicolò. Poi un ultimo momento di ricordo del piccolo grande Mattia, bambino speciale, sportivo e sereno, riservato alla famiglia e ai parenti più stretti, si terrà all'aeroporto Giovanni Nicelli, di cui il padre è uno dei soci principali. Nell'inchiesta, che dovrà fare chiarezza sulle cause che hanno portato alla morte di Mattia, sono indagati al momento 6 medici dell'ULSS 3 Serenissima, 1 del pronto soccorso, 2 pediatri e 3 anestesisti del reparto di rianimazione dell'ospedale veneziano. Dagli accertamenti autopsici svolti, ieri non è stato possibile capire di cosa sia morto il bambino. Per l'esame dei prelievi istologici ci vorranno mesi. La relazione sarà depositata in procura entro 90 giorni. Il servizio di Lorenzo Maier purtroppo non si ferma la spirale dei femminicidi. Ce n'è stato un altro a nord-est, è successo nel comune di Val Floriana in Trentino, dove un uomo di 45 anni, Igor Moser, ha ucciso la compagna di 38, Esther Palmieri, per poi togliersi la vita in cantina. La coppia aveva 3 bambini e pare che i 2 si stessero separando. Sull'ennesima tragedia indagano i carabinieri della compagnia di Cavalese. Non si ferma la violenza degli uomini contro le donne e c'è sempre una separazione di mezzo, e quindi
l'ostinazione degli uomini a non voler accettare la fine di una relazione. È successo per Giulia Cecchettin, è successo anche per Vanessa Ballan, uccisa dall'ex amante Bujar Fandaj, il 40enne kosovaro che ha deciso l'altro giorno di parlare. Sarà sentito dal magistrato il 30 gennaio, intanto le sue legali hanno rinunciato a chiederne la scarcerazione. Racconterà la sua verità, parlerà di quella relazione con Vanessa che lui non accettava di chiudere. Il 30 gennaio, se non ci saranno cambiamenti, Fandaj Bujar racconterà al magistrato la sua versione. Fino ad ora l'uomo, rinchiuso nel carcere di Treviso, aveva scelto il silenzio. Accusato di omicidio volontario pluriaggravato, nell'interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere. Tante le domande che attendono una risposta. Perché il 41enne quel giorno si è precipitato a casa di Vanessa, armato e pronto ad ucciderla. La ragazza lavorava in un supermercato, ma era a casa in maternità. L'uomo in qualche maniera sapeva di questa gravidanza? Domande che hanno bisogno di una risposta per chiudere il cerchio di un delitto brutale e violento. Intanto gli inquirenti attendono il risultato del DNA sul feto che la giovane mamma portava in grembo. Questo potrebbe portare a chiarire almeno in parte il movente di questo delitto. E rimangono impresse le immagini di una telecamera di videosorveglianza dell'uomo che quella mattina scavalca il muro dell'abitazione di Vanessa e getta nel giardino un borsone. Dentro tutto quello che gli serve per sfondare la porta e non dare possibilità alla 26enne di scappare. La coltella senza pietà lasciandola a terra esanime. Poi fugge, gira, cerca di depistare gli investigatori e torna a casa, forse per prendere i documenti e poi scappare, ma i carabinieri lo attendono fuori dall'abitazione. Quando arriva sfondano la porta e lo ammanettano. Alla luce emerge una storia fatta di persecuzioni e di minacce. Tutto ora al vaglio degli inquirenti che stanno passando al setaccio i telefoni di entrambi. Lui deve anche rispondere di stalking e violenza sessuale mediante ricatto. Intanto la Procura di Treviso il 29 dicembre ha inviato alla Procura Generale le 2 relazioni richieste dal ministro Nordio per la mancata emissione di un provvedimento dopo la querela presentata da Vanessa Ballan. Una richiesta di informazioni, come ha spiegato il capo della Procura di Treviso. Il servizio di Daniela Sizzia ha patteggiato 2 anni di pena il giovane che nel maggio del 2022 travolse e uccise un'anziana in bicicletta e poi scappò senza prestare soccorso. Accadde a Padova. Il 7 maggio del 2022, mentre era alla guida della sua auto, investì e uccise l'ex infermiera Gabriella Beltramello, 73enne di Cittadella. Il pirata della strada, all'epoca dei fatti, 22enne, non si fermò e si costituì 3 giorni dopo ai carabinieri. Il giovane ha patteggiato una pena di 2 anni che è stata accolta dal giudice, che ha anche deciso per la sospensione condizionale della pena, a condizione che il giovane partecipi a un corso di educazione stradale con l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Al 24enne è stata anche sospesa la patente per 2 anni. La morte dell'ex infermiera, molto conosciuta a Cittadella per il suo impiego in ospedale, aveva scosso molto. L'anziana la sera del 7 maggio verso le 21:30 stava rincasando in bici dopo essere stata a trovare il figlio. Mentre percorreva via Casaretta, a pochi metri dalla sua abitazione, è stata colpita dall'auto del giovane e scaraventata a bordo strada. Nonostante i soccorsi e le cure, la 73enne è spirata il giorno dopo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. L'investitore, dopo 3 giorni di silenzio, si è costituito ammettendo di essere fuggito per paura. I carabinieri erano già sulle sue tracce grazie ai reperti dello specchietto retrovisore caduto nell'impatto. La perizia ha stabilito che il giovane superava i 50 km/h in una strada stretta dove vige l'obbligo dei 30 km/h. La famiglia della vittima ora avvierà una causa civile per la richiesta dei danni. Continuano i furti in abitazione, razziate diverse case a Carbonera. Andiamo in diretta da Anna De Roberto. Sì, direttore, buongiorno. Razziate diverse case, siamo qui in vicolo Arturo Martini, ma poi i ladri sono arrivati anche in via Salvo d'Acquisto e pensate la modalità. I ladri sono entrati mentre i proprietari di casa stavano mangiando, quindi hanno appoggiato una scala alta per salire fino al secondo piano di una villetta singola e si sono introdotti all'interno della camera da letto, potendo agire indisturbati, rubando tutti gli ori che hanno trovato, mentre appunto la famiglia
tranquillamente stava cenando, famiglia che non si è accorta della loro presenza. Quindi stavano cenando, se ne sono accorti soltanto dopo aver visto ovviamente la camera a soqquadro e aver visionato le immagini delle telecamere. Non c'era l'allarme inserito perché erano in casa 7:30 della sera. Noi siamo qui con il sindaco Federica Ortolan di Carbonera. È già la seconda volta in diversi giorni che i ladri entrano all'interno di abitazioni dei suoi concittadini e entrano proprio mentre si trovano in casa. Addirittura in una casa poco più avanti, direttore, moglie e marito si sono trovati davanti 4 persone. Ecco, questa modalità così efferata la preoccupa? Prenderete delle precauzioni, se potete farlo come comune? Sì, sicuramente è una modalità spiacevole. Ecco, di solito eravamo abituati ai furti quando la gente non era in casa. Sicuramente bisogna stare molto attenti e per i cittadini cercate sempre di denunciare anche qualsiasi tentativo di scasso, perché può essere fondamentale per le forze dell'ordine monitorare questi malviventi. Cercate sempre di tenere appunto alta la guardia, di chiudere appunto quello che è possibile chiudere di infissi in casa e basta questo. Ma dobbiamo tristemente abituarci a questa realtà, sindaco? Ci sono delle zone più o meno sensibili qui nel suo comune, secondo lei? Allora, a dire il vero, prima di Natale appunto il nostro comune fortunatamente è stato esente quasi totalmente da questi episodi di furto. Sono ricominciati adesso. Io mi auguro che siano solo alcuni episodi. Comunque le forze dell'ordine sicuramente in questi giorni rafforzeranno i controlli e anche nel prossimo mese, lo stanno già facendo per altri fatti nelle frazioni un po' in tutte le frazioni, ma in particolare Mignagola e Carbonera, appunto dove ci sono stati questi episodi. Tra l'altro, direttore, noi abbiamo parlato con diversi residenti qui della zona, uno in particolare ci ha detto se potessimo difenderci da soli, no? E si percepiva anche all'interno delle sue parole, il suo ragionamento, una forma di rabbia, no? La voglia di poter far pagare il danno subito. Sì, è sempre sconsigliabile l'autodifesa, appunto, tranne nei casi in cui c'è un incontro ravvicinato dove uno in qualche modo è costretto a difendersi, però l'agire per allontanare i ladri in maniera e aggredirli, è sempre una modalità sbagliata di approccio. Cercate sempre di aspettare appunto l'allontanamento volontario di questi malviventi, evitate lo scontro. Perché lei dice, a parte che non siamo neanche tutelati dalla legge. Non siamo né tutelati dalla legge e poi il più delle volte non è proficua questa modalità. Ecco, direttore, da Carbonera è tutto. Noi continueremo un po' il nostro viaggio per parlare con i cittadini. Sono 2 le case razziate qui in vicolo Arturo Martini e un'altra casa razziata invece in via Salvo d'Acquisto, sempre appunto nel comune di Carbonera. Con il sindaco Federica Ortolan restituiamo la linea. Grazie a Anna De Roberto e al sindaco. Adesso andiamo a Venezia perché qui abbiamo a che fare con i ladri e ci sono i controlli di vicinato, ci sono le telecamere, ma purtroppo pare che ci sia ben poco da fare contro questi predoni, nonostante tutto il lavoro delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia, ma continuano a colpire, e a Venezia continuano a colpire i responsabili del moto ondoso, cioè sono barche che corrono troppo veloci e quindi provocando onde che rappresentano un grave danno per la vecchia signora della Serenissima, questa città delicata, molto, molto fragile, che deve pur mantenersi in salute, e quindi si fa di tutto per fermare il moto ondoso. Sentiamo in diretta Ilaria Marchiori perché c'è una novità, il Barca Velox. A te Ilaria. Esattamente, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio come hai anticipato tu, questo è un problema che a Venezia ormai è quasi, diciamo, in qualche modo radicato, per cui i cittadini da tantissimo tempo chiedono una soluzione. Questa soluzione sembra proprio essere arrivata. Siamo qui insieme alla vice sindaco di Venezia, Andrea Tomaello. Il Barca Velox in pratica sarà un duro colpo per i furbetti della laguna in questo caso.
Intanto buongiorno, questo nome così singolare che solo Venezia potevamo inventare, diciamo, però effettivamente dà l'indicazione di quello che si vuole andare a fare, ovvero un controllo della velocità anche nelle acque della laguna. Un provvedimento che viene inserito all'interno del codice della strada che sta insomma portando avanti Matteo Salvini, ma che ha deciso di inserire anche qualcosa riguardante la navigazione in laguna, in mare o quant'altro. E quindi un emendamento che penso verrà votato la settimana prossima in commissione trasporti, dice appunto la possibilità di controllare la velocità anche da remoto, quindi non solo sul posto fisso ma anche da remoto delle barche in laguna. Questo per una sicuramente maggiore sicurezza di chi frequenta la laguna, sia quelli che preferiscono vogare o comunque andare in barca remi, ma anche a chi diciamo va con la barca normalmente, perché insomma il moto ondoso non colpisce solo chi va in barca remi ma anche le barche magari da diporto, quelle un po' più diciamo di dimensioni minori, e quindi per una maggiore sicurezza ma anche per una maggiore tutela della città e dell'ambiente. Ecco, purtroppo noi abbiamo visto più di qualche volta vari episodi provocati proprio dal moto ondoso. I primi a lamentare la situazione sono anche i gondolieri. Assolutamente sì, i gondolieri che insomma sono qualcosa di storico e fondamentale, unico per Venezia, loro ci lavorano anche, quindi insomma è sicuramente un'esigenza che ormai la città chiede e ha da tantissimi anni, perché non è una cosa degli ultimi anni, ma è una cosa, penso, di moto ondoso se ne parli almeno da 30 se non di più anni, e quindi adesso grazie a questi due emendamenti presentati dalla Lega e da Coraggio Italia, insomma penso si possa andare quantomeno verso una soluzione. Per dare i tempi, la settimana prossima probabilmente quasi sicuramente l'emendamento verrà votato in commissione, poi il testo andrà alla Camera per il voto finale, ma diciamo che se la settimana prossima questi emendamenti verranno approvati, il testo poi sarà quasi, diciamo, per le logiche di maggioranza più o meno blindato alla Camera e poi al Senato per l'approvazione definitiva. Tomaello, qui a Venezia non ci si ferma mai, a parte che ci si sta preparando per un grande carnevale in onore quest'anno di Marco Polo in occasione dei 700 anni, poi appunto la novità del Barca Velox, e poi in aprile arriverà anche il tanto discusso contributo d'accesso, quindi insomma non ci si ferma davvero mai qui in città. Non ci si stanca, non ci si annoia, sono provvedimenti che insomma tentiamo di portare avanti per cercare di dare qualcosa in più alla città. Quello del contributo d'accesso è una cosa che deriva dal 2019, anzi dal 2018, con l'approvazione nella legge di bilancio dello Stato, del governo, di questa possibilità per la città di Venezia. Dopo un po' di anni, anche ritardi dovuti al Covid, cerchiamo di partire. È una prima misura, tentiamo, è un esperimento, vediamo come va, poi faremo naturalmente le valutazioni, ma leggendo i giornali anche di questi giorni, ho letto qualcosa per esempio su Cortina, sembra già che qualcuno voglia replicare questa soluzione anche in altri posti, perché è vero, bisogna vivere le città, i cittadini devono avere la possibilità di vivere tranquillamente nelle città, ma anche al turista di vivere la città in maniera tranquilla e non in situazioni di sovraffollamento o quant'altro. Grazie al vice sindaco, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori e al vice sindaco Tomaello. Torniamo alla truffa alla parrocchia di Saonara. Le indagini dei carabinieri sono partite, è presentato alla banca un reclamo per la mancata attivazione di alcuni blocchi che dovrebbero partire in modo automatico. Parliamo della truffa di cui è stato vittima il parroco. Smishing, ovvero un crimine informatico che attraverso un messaggio fraudolento induce il truffato a cliccare su un link attraverso cui condividere informazioni sensibili. È questo il nome tecnico della truffa in cui è caduto il parroco di Villatora di Saonara lo scorso 18 dicembre. 162.600 euro, tanti i soldi spariti nel giro di una notte dai conti correnti della parrocchia e del patronato, denaro che doveva essere a breve investito nella realizzazione di un magazzino e nella manutenzione delle strutture a servizio della comunità. A lavoro in queste settimane sia gli organismi parrocchiali che la curia a fianco di Don Valentino Sguotti per cercare di recuperare il maltolto. Le indagini dei carabinieri sono partite, così come è stato presentato un formale reclamo alla banca nel quale la parrocchia ha sottolineato come alcuni presidi e blocchi che avrebbero sicuramente limitato il danno non si sono attivati automaticamente, rendendo anche la stessa banca vittima di quanto avvenuto. Un duro colpo per la comunità di Villatora di Saonara
e soprattutto per il parroco che sta vivendo con molta sofferenza questi giorni, comunicata a tutti attraverso un'edizione straordinaria del bollettino. Giorni fondamentali questi, in attesa delle verifiche in corso da parte dell'istituto bancario. Il questore di Padova ha emesso 3 DASPO nei confronti dei tifosi mantovani, uno di questi è minorenne, che durante la trasferta a Padova stavano cercando di entrare allo stadio Euganeo con un pugnale nascosto nell'asta della bandiera. Sentiamo Valentina Visentin. Non potranno entrare allo stadio per 5 anni 2 tifosi di 51 e 43 anni del Mantova, bandito per 3 anni invece il figlio 17enne di uno dei due. I 3 lunedì sera durante la partita contro il Padova erano stati controllati durante le fasi di prefiltraggio allo stadio Euganeo e bloccati perché all'interno dell'asta portabandiera nascondevano un pugnale. Ad insospettire i poliziotti e gli steward impegnati nei controlli dei tifosi mantovani che entravano nella curva nord dell'Euganeo la forma dell'asta della bandiera chiusa alla fine da un grosso pomello. Quando gli agenti hanno svitato il tappo del vessillo mantovano è comparso il pugnale, un'arma della lunghezza di 23 cm con una lama a doppio filo della lunghezza di 9 cm. Il 17enne è stato così fermato, identificato, così come i 2 adulti che lo accompagnavano, il padre 51enne e l'amico 43enne. I 3 erano arrivati da Mantova a bordo di uno dei pullman organizzati dalla tifoseria che segue sempre la squadra. La Digos di Padova, dopo gli accertamenti, ha denunciato padre e figlio e anche l'amico che era con loro. Il 17enne dovrà rispondere del reato di porto d'arma, il padre di omessa vigilanza e l'amico di favoreggiamento. Per i 3 poi è stato disposto il DASPO, ovvero il divieto di prendere parte a qualsiasi manifestazione sportiva. 5 anni per i 2 adulti, 3 anni per il minorenne, vista la pericolosità dell'arma che voleva far entrare allo stadio. Alle 13 avremo in diretta Focus TG Flavio Tosi, coordinatore di Forza Italia in Veneto, quindi parleremo di autonomia, di terzo mandato, delle prossime elezioni. Ma intanto a Padova si sta svolgendo una conferenza stampa del Partito Democratico sull'autonomia. Sentiamo, sta parlando Ivo Rossi. Supponiamo che quella materia costi 100 milioni, i 100 milioni dentro l'IVA maturata sul territorio regionale corrispondono a un X% di compartecipazione al gettito. Una volta stabilito, questo è il valore iniziale. Nel corso del tempo, siccome può variare il gettito perché cambia il PIL, no, è necessario riallinearlo. Ora anche qua la questione, quindi bene che sia stato previsto, che non era previsto nel testo originario, un monitoraggio annuale, e quindi è una dimensione dinamica quella che si viene a creare. Ma anche qua, siccome c'è necessità di avere un quadro unitario, questa cosa non può essere affidata ancora una volta a una commissione cosiddetta paritetica. Poi facciamo le domande. Sì, ultima questione banale. Le commissioni paritetiche sono uno strumento, fra l'altro ho fatto parte di alcune commissioni paritetiche, Stato, Regioni, autonomie speciali, ma appunto si definiscono paritetiche perché da una parte c'è i rappresentanti dello Stato, 3 generalmente, e 3 rappresentanti delle Regioni, autonomia speciale. Nel caso in specie, siccome è una roba un po' così, la commissione paritetica è addirittura tripartitica perché dice Stato, Regioni, autonomie locali, in più con criterio dinamico, per cui c'è un problema poi anche nell'esercizio del voto, ma questo è un di cui assolutamente secondario. Bene, naturalmente la materia è complessa e quindi non è necessario, per poter dire delle cose, entrare nei contenuti come abbiamo cercato di fare, ma credo anche che vi abbiamo indicato quali sono le nostre obiezioni politiche, quali fossero le nostre proposte e come abbiamo cercato però di migliorare un testo che comunque rimane un testo ambiguo e quindi sbagliato. Se ci sono delle domande su questi temi o anche su altro, siamo qui a vostra disposizione. È complessa la materia, sì. È anche facile dal punto di vista della comunicazione. No. Infatti Zaia l'ha semplificata a tal punto per cui ha detto volete o non volete l'autonomia? Insomma,
E quindi è efficacissimo da questo punto di vista. Quello che avete detto, che è stato completamente snaturato il disegno di legge originario, è stato cambiato, diciamo è molto diverso dalla versione originaria, forse dire snaturato, non voglio dire. È stato ampiamente modificato. Sì. Non c'è comunque la garanzia delle 23 materie? No, anzi, tra gli emendamenti approvati è previsto che lo Stato può riservarsi di non concedere il negoziato, cioè l'apertura di una possibile intesa, su alcune materie, così come noi avevamo indicato, però non sono indicate quali sono le materie, ma il fatto che sia detto che c'è questa facoltà dice che non ci saranno tutte le materie come qualcuno ha detto nel corso di tutti questi anni. Sì, anche quello un po' demagogico, insomma, parlare di 23 materie. Ma soprattutto mi pare abbastanza impraticabile che alcune materie possano essere oggetto dell'iniziativa di una regione. Mi riferisco a quelle che ho detto prima, la scuola, l'energia. Pensate con tutto quello che è successo nel corso di questi anni ad un livello geopolitico, insomma. Ma se basta questo testo, qual è la decisione? Intanto diciamo che questo testo passerà al Senato e poi deve andare alla Camera e alla Camera riprenderà tutto l'iter e quindi ipotizzo che ci vogliano altri mesi e non so se questo avverrà prima delle elezioni europee. Lo dico perché non sono così convinto che la Presidente del Consiglio vorrà dare alla Lega la possibilità di avere un testo approvato sull'autonomia e sul quale è possibile fare un po' di retorica e propaganda prima delle elezioni europee. Per cui stiamo parlando di qualcosa che verrà approvato al Senato, ma cui iter, avendo noi il bicameralismo perfetto, dovrà proseguire. E la nostra convinzione, come abbiamo cercato di dire prima, è che qualora dovesse essere approvato così, questo è un testo difficilmente realizzabile, che ha molti aspetti di confusione, quelli che ha detto Ivo Rossi prima, e che manca soprattutto di un elemento fondamentale, e cioè le risorse finanziarie. E allora si dovrà dire come si trovano queste risorse finanziarie. Si fa più debito pubblico? Mi pare complicato si possa fare più debito pubblico. Si taglia la spesa sociale? Mi pare complicato. E quindi bisognerà individuare quali sono le risorse. Io ipotizzo che ci saranno delle regioni che nemmeno inizieranno negoziati in questo senso. Da aggiungere? Allora, questa era la conferenza stampa di Andrea Martella, segretario regionale del PD, e di Ivo Rossi su una alternativa alla riforma attualmente in discussione, anzi sarà in discussione dal 16 gennaio e come sapete si va verso le europee, si voterà in giugno, poi ci saranno le regionali nel 2025, ma nel frattempo molti comuni andranno in primavera alle amministrative. Quindi vediamo un po' la mappa nel Bassanese, vediamo quali sono i comuni che andranno al voto. La data ufficiale per le amministrative di primavera non è ancora stata decisa dal governo, ma con ogni probabilità vi sarà l'accorpamento con le elezioni europee e dunque si andrà al voto il 9 giugno per il rinnovo dei consigli comunali e l'elezione del sindaco nei comuni in scadenza di mandato. Sono numerosi quelli nell'area bassanese e nell'altopiano di Asiago e scorrendo l'elenco dei comuni un dato salta subito all'occhio. Cassola ha superato, anche se di un soffio, la soglia dei 15.000 abitanti e dunque, come per il comune di Bassano, potrebbe arrivare il turno di ballottaggio nel caso in cui nessun candidato sindaco riuscisse ad ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi, ovvero il 50% più 1. Una novità che ovviamente non cambia solo l'esito della votazione, ma anche gli equilibri politici in termini di alleanze preelettorali ed eventualmente post primo turno. Oltre a Bassano del Grappa e Cassola, ecco gli altri comuni del territorio che andranno ad elezioni amministrative: Tezze sul Brenta, Breganze, Mussolente, ma anche Cartigliano, Colceresa, Pianezze e Pozzoleone. Spostandoci verso la Valsugana saranno chiamati ad eleggere il sindaco e il consiglio comunale i cittadini di Pove del Grappa, Valbrenta e Solagna. Seggi aperti per le amministrative anche in 5 comuni dell'Altopiano: Asiago, Roana, Gaglio, Lusiana Conco e Foggia.
Sono tanti, insomma, i comuni che andranno al voto in questo 2024. Mancano 5 mesi, ma nelle stanze più o meno segrete della politica le pedine si stanno già muovendo e i balletti delle alleanze pure. Servizio di Monica Smiderle ed è scontro politico a Vicenza sulla manifestazione annunciata dai centri sociali per sabato 20 gennaio contro il padiglione israeliano ospitato da Vicenza Oro. Vicenza Oro, campo di battaglia politica. Dal 19 al 23 gennaio si terrà una delle più importanti fiere al mondo, che diventerà teatro di una protesta che punta ad avere risonanza internazionale. Il primo colpo lo battono gli attivisti del Bocciodromo di Vicenza, che con un post sui social definiscono l'evento in fiera la faccia più becera del capitalismo, che quest'anno assume una valenza politica fondamentale per la presenza di un padiglione israeliano dedicato ai diamanti, settore in cui Israele è tra i leader mondiali. Una presenza per gli attivisti di sinistra inaccettabile, che va attaccata con decisione e radicalità. Per questo i centri sociali del Nord-Est lanciano per sabato 20 gennaio un corteo che dalle 10:30 si muoverà da Via Rossi verso la fiera per bloccare il padiglione, scatenando la reazione politica del centrodestra con la Lega, che chiede al Comune di Vicenza di revocare la concessione dello stabile pubblico in cui il Bocciodromo è ospitato. Di fronte a chi utilizza l'ideologia passatista, in nome della quale imbratta i muri, blocca le strade e ostacola manifestazioni come Vicenza Oro, che è tra le più importanti al mondo, bisognerebbe prendere le distanze in maniera inequivocabile. Il sindaco e l'amministrazione dovrebbero prendere delle misure come la revoca della concessione di quegli spazi per chi utilizza l'ideologia e non porta un valore aggiunto, ma anzi provoca un danno d'immagine alla città e ai nostri imprenditori. Sempre sabato 20 gennaio la comunità palestinese ha indetto una manifestazione nazionale che denuncia e contesta la partecipazione a Vicenza Oro di Israele. In questo caso la partenza sarà alle 2 del pomeriggio nel piazzale della stazione ferroviaria di Vicenza. Insomma, sarà un sabato bollente, con manifestazioni che si muoveranno sul fronte di una fiera che porta indotto e visibilità. Visibilità sì a Vicenza, ma a questo punto anche agli attivisti. E Jacopo Maltauro, capogruppo della Lega, punge la giunta di centrosinistra e il Bocciodromo. C'è chi in questa maggioranza ha frequentato quegli spazi e è vicino ideologicamente a quel luogo, e magari sono gli stessi che presentano una mozione per reintrodurre la clausola antifascista per la concessione degli spazi pubblici. Ma ditemi, cosa c'è di più fascista di chi considera l'imprenditoria vicentina eccellenza mondiale come becero capitalismo e di chi valuta Israele e la presenza di liberi e leciti imprenditori israeliani come un qualcosa da combattere con radicalità e decisione? Restiamo a Vicenza per il caso del detenuto che ha distrutto l'impianto fotovoltaico del carcere e che diventa un caso politico. La prima reazione arriva dalla Lega, dove la consigliera regionale Silvia Maino è tornata su una sua proposta. Sentiamo Carlo Alberto Inghilleri. Ancora un'aggressione, ancora in carcere, ancora vittime gli agenti di polizia penitenziaria. Nella casa circondariale di Vicenza dall'inizio del 2024, in poco più di una settimana sono già 2 gli episodi destinati a far discutere. L'ultimo poche ore fa, quando un detenuto di difficile adattamento, che per innumerevoli aggressioni ai danni degli agenti è già sottoposto al regime 14 bis OP, ha colpito con un manico di legno l'agente preposto all'apertura dell'aria, che purtroppo è finito in ospedale. Questo a pochi giorni dal caso di un altro detenuto che, salito sul tetto del nuovo padiglione, ha devastato l'impianto fotovoltaico del carcere di Vicenza. Oggi la polizia penitenziaria chiede un giro di vite per i detenuti difficili e più investimenti sulle case circondariali, oltre a un riclassificamento della casa circondariale di Vicenza, che nel corso del tempo ha modificato radicalmente la struttura penitenziaria e la tipologia dei detenuti. La questione va risolta urgentemente dalle istituzioni politiche e la consigliera regionale Silvia Maino è tornata a proporre di dotare la polizia penitenziaria di taser. Nel 2022 a settembre si contano 9 aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria e 14 manifestazioni di protesta collettiva. Gli agenti non si sentono sicuri e con il taser, che è una
un elemento di grandissima deterrenza, perché consente da 3 a 9 metri di poter intervenire senza causare danni fisici al detenuto, potrebbero lavorare e sentirsi più in sicurezza nel loro ambiente. Grazie a questo governo finalmente ogni casa circondariale ha avuto il suo direttore in servizio stabile. Parliamo di Vicenza, Venezia, Padova, Rovigo e Belluno. Adesso è ora di passare al taser, è ora di garantire agli agenti di polizia penitenziaria di lavorare in sicurezza. E a Padova, dopo la tragedia dei 3 nordafricani uccisi dall'esalazione di monossido nell'ex Configliachi, si sono intensificati i controlli nelle strutture del degrado. Vediamo. Dopo il caso dei 3 stranieri morti per le esalazioni di un braciere nelle stanze sporche abbandonate dell'ex Configliachi, vi avevamo mostrato i principali luoghi dove i senzatetto trovano riparo a Padova. Un viaggio nei posti che per gli invisibili della città diventano casa. Dopo i 3 morti del Configliachi nel giorno dell'Epifania, l'attenzione sui luoghi maggiormente degradati di Padova è aumentata soprattutto in questi giorni di freddo. I carabinieri nei giorni scorsi hanno messo in campo una serie di controlli che si sono concentrati nella zona della stazione di Piazza Salvemini, che si trova a pochi passi anche dalle palazzine Liberty abbandonate di Piazzale Boschetti, luogo di bivacchi che vi avevamo mostrato. Piazza Salvemini, racchiusa tra i 2 palazzoni degli uffici delle banche, di sera si svuota e diventa un luogo spesso utilizzato dai senzatetto. I carabinieri hanno identificato circa 20 persone, tutte straniere e regolari, ma senza fissa dimora. All'arrivo dei militari, molti di loro stavano improvvisando giacigli di fortuna per trascorrere la notte al riparo. Viste le temperature rigide di questi giorni, per evitare tragedie come quella del Configliachi, i carabinieri hanno indicato ai senzatetto le strutture dove poter trascorrere la notte al sicuro e al caldo, come l'asilo notturno del Torresino. Oggi in regia Focus TG Tony Esposito, Mattia Pizzaia e Nadia Brazzo. Andiamo avanti con la ministra dell'Università Anna Maria Bernini e il presidente del Veneto Luca Zaia, che dovrebbero essere presenti il 2 febbraio alla cerimonia di laurea post mortem di Giulia Cecchettin all'Università di Padova. Quella laurea in ingegneria biomedica che Giulia Cecchettin doveva ricevere lo scorso 16 novembre, che non ha mai discusso perché uccisa 4 giorni prima dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, le verrà conferita con una cerimonia pubblica il prossimo 2 febbraio nell'aula magna del Bo. La data era già stata confermata poco dopo i funerali della studentessa avvenuti lo scorso 5 dicembre. L'organizzazione della cerimonia è iniziata perché all'evento dovrebbero prendere parte anche molte istituzioni. Dovrebbe arrivare a Padova la ministra dell'Università Anna Maria Bernini. Certa anche la partecipazione del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Intanto in questi giorni è stata installata nel Dipartimento DEI di Ingegneria che Giulia frequentava un'opera d'arte dell'artista Olga Amendola, un pannello con un celebre verso della canzone di Marinella di De André, vivessi solo un giorno come le rose. La scultura rimarrà 2 settimane vicino alla panchina rossa in memoria di Giulia e di tutte le donne vittime di violenza. Un giovane senegalese si accaniva sulla madre e sui suoi 6 fratellini, è stato arrestato dai carabinieri di Vittorio Veneto. Guardatemi bene perché davanti avete un serial killer, gridava alla mamma e ai fratellini, il più piccolo di soli 10 anni con una catena di ferro in mano. I carabinieri di Vittorio Veneto hanno messo fine a mesi di minacce e vessazioni nei confronti di un'intera famiglia ad opera del figlio più grande, un 24enne nulla facente del vittoriese di origini senegalesi. Imponeva così il proprio dominio in casa in assenza del padre deceduto, i fratelli trattati come schiavi. Dovevano lavargli la schiena, essere presente tutte le sue esigenze. Ci sono delle lesioni anche sulla sorella maggiore abbastanza significativi. Se il cibo preparato non gli comodava, lo gettava tra i rifiuti. Quando era alterato e sotto l'effetto di droga seminava terrore in casa, picchiava le sorelle, gettava elettrodomestici dalla finestra, come quando buttò giù un televisore insieme ad alcuni quadri. Le prime denunce sono arrivate con le prime richieste di intervento della famiglia. All'inizio sono state un po' non volevano denunciarle, ma poi sono state seguite dai colleghi del territorio. Le continue richieste, a quel punto sono state fatte le notizie reato alla magistratura, con le quali è stata seguita in un modo abbastanza significativo.
e lo dimostra anche il fatto che è stato arrestato per ben 3 volte. Un soggetto pericoloso, la mamma e i fratelli vittime della sua ferocia. I militari hanno potuto agire su mandato della Procura della Repubblica, forti di diversi referti di pronto soccorso e denunce presentate contro di lui. L'ultima aggressione nei confronti delle forze dell'ordine arrivata in casa sua l'ha portato al primo arresto ad ottobre. Il giovane si trova già in carcere a Santabona. Ora a suo carico sono diversi capi di imputazione, maltrattamenti familiari, lesioni personali, minacce, resistenza pubblico ufficiale. Premio San Bassiano, assegnati oggi gli ambiti riconoscimenti. Andiamo subito in diretta da Vanessa Banzato che è in compagnia della sindaca Elena Pavan. A te Vanessa. Sì, buongiorno direttore. In effetti oggi era una giornata tanto attesa per i bassanesi perché appunto sono stati annunciati i nomi dei vincitori del premio San Bassiano, premio Città di Bassano, premio Cultura Città di Bassano e poi le varie benemerenze. Io mi trovo appunto con la sindaca di Bassano Elena Pavan. Sindaca, partiamo subito proprio dal premio principale, il premio Cultura, appunto dedicato al patrono della città di Bassano del Grappa. Quest'anno viene conferito a Paola Marini, già direttrice dei nostri musei civici, che in questi ultimi anni ha avuto un ruolo molto importante, molto attivo, molto generoso con la nostra amministrazione, con i musei e ha collaborato in maniera molto fattiva alle varie iniziative culturali che abbiamo realizzato. In particolare ha dato una mano molto concreta affinché la Fondazione Save Venice erogasse la somma necessaria per restaurare le stampe rinascimentali possedute dai nostri musei che verranno esposte in primavera in una bellissima mostra e fa parte anche del comitato scientifico del nostro museo. Premio Città di Bassano a un suo ex collega, Sergio Martinelli, con una lunghissima carriera amministrativa, perché all'interno di questi spazi, di queste mura, ha passato ben 40 anni con vari ruoli, da assessore, da consigliere comunale, da sindaco. Nel 1975 veniva eletto e ha vissuto anche degli anni particolarmente caldi, con anche il problema occupazionale delle smalterie. Inoltre è molto attivo nell'associazionismo, perché è soggetto molto importante per la fondazione del Comune dei Giovani, ma anche per la Scuola di Cultura Cattolica e per l'istituzione del Premio Internazionale della Scuola di Cultura Cattolica. E il San Bassiano è anche l'occasione per dare un riconoscimento, una benemerenza nello specifico a chi durante tutto il suo arco di vita si è particolarmente distinto, soprattutto nel sociale, nello sport, nell'essere un membro vero della comunità bassanese. Sì, quest'anno abbiamo individuato 4 benemeriti, partendo dal monastero di Santa Croce di Campese, che proprio in quest'anno compie un compleanno speciale, perché sono 900 anni dalla sua fondazione, dalla sua costituzione. Infatti è stato fondato da uno dei priori più importanti di Cluny nel 1124. Ritireranno il premio Don Massimo Varotto come gestore della parte quella ecclesiastica spirituale, poi Angelo Chemin come custode della storia, della conoscenza, del valore di questo luogo, che per secoli è stato un punto di spiritualità, di formazione, di carità e di accoglienza. Oltre a questo si festeggia anche il Bassano Rally Racing, 40 anni di realtà associativa, 40 anni che esiste il Rally Città di Bassano, e per questa ricorrenza importante abbiamo deciso di premiarli, così come pure abbiamo riconosciuto l'opera importante di Otello Fabris, che ci ha fatto conoscere, approfondire le conoscenze di Merlin Coccai, Teofilo Folengo, coi Canevaroli anche per quel che riguarda il vino, ma anche il baccalà, e lui ha sempre unito il recupero di questa parte di storia, ma sempre in chiave goliardica, e quindi lui ci ha fatto anche sempre molto divertire, senza trascurare le nostre origini. Ultima benemerenza a Fabio Campagnolo come imprenditore, persona che sempre si è molto spesa per la nostra città, perché sia per quel che riguarda il calcio, ma anche per attività culturali, per sportive e anche di vicinanza, insomma, a persone in difficoltà. Quindi questa grande generosità che è nei confronti della nostra collettività viene riconosciuta con questa benemerenza. Poi c'è un ultimo premio, un premio speciale, un gesto per la città.
che viene conferito a Marco Fioravanzo, Marco Fiore come lo conosciamo tutti, per tutte le sue iniziative e attività spesso divertenti volte a raccogliere fondi a favore dell'Associazione Oncologica San Bassiano. Ricordiamo che solo l'anno scorso ha staccato un assegno di oltre 80.000 euro. Quest'anno si è posto l'obiettivo di superare i 90, a breve sapremo se ce l'ha fatta. Ecco, senta, non è facile trovare, identificare persone speciali a Bassano, perché ce ne sono in realtà tante, però insomma si è riusciti a trovare queste persone che si sono distinte un po' a 360 gradi nella collettività. Sì, assolutamente, dalla cultura all'impresa, ma sempre con uno sguardo al sociale e anche nello sport. La fortuna di Bassano è che ha veramente tante persone che si dedicano, molto spesso a volte anche in silenzio, ad attività benefiche e a favore degli altri, della collettività, e siamo fortunati perché ogni anno, nonostante ormai questo premio esista da diversi anni, ci sono sempre comunque persone da celebrare. Quindi venerdì il 19 di gennaio San Bassiano alle 10 ci sarà la Santa Messa che sarà officiata da Monsignor Beniamino Pizziol, Vescovo Emerito di Vicenza, e quindi alle 10 a Santa Croce, a Santa Maria in Colle verrà officiata la messa, mentre poi alle 16 nella sala da Ponte si svolgerà tutta la manifestazione di consegna dei premi. Quindi un appuntamento cui davvero i bassanesi non possono mancare. Direttore, io ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzatto e alla sindaca Elena Pavan. Restiamo a Bassano del Grappa e vediamo per quali motivi una società di ingegneria ha in una relazione bocciato l'ipotesi del recupero del teatro Astra in vista di un nuovo teatro per i bassanesi. Vediamo. 61 pagine di relazione, delle quali 34 sono dedicate a ogni singola virgola del piano B, le piazze, e una manciata all'ipotesi di Santa Chiara. Il resto è una brutta notizia dopo l'altra per chi vorrebbe rivedere l'Astra come teatro cittadino, a partire dalla posizione, passando per i parcheggi e le dotazioni interne e finendo con i costi piuttosto esorbitanti. Il documento redatto per l'amministrazione Pavan da una società specializzata lascia poco spazio alla manovra Astra e ancor meno alla fantasia e alle speranze. I motivi per cui l'Astra, rinnovato e stroncato nella relazione, sono legati a un palcoscenico troppo piccolo che arriva al massimo a 12 metri invece dei 14 richiesti. Pure la torre scenica da 20 metri è impensabile, come i camerini interrati. Anche le vie di fuga e quindi la sicurezza potrebbero creare qualche problema, soprattutto se commisurate con i 700 posti richiesti. Con un teatro più piccolo le grane verrebbero ridotte, ma non sarebbe più un punto di riferimento richiesto dal territorio. Nella relazione sono stati fatti anche due conti. Eccoli. L'acquisto della struttura comprende il valore del terreno e quello dell'immobile, rispettivamente 730.000 euro e 209.000 euro, secondo la perizia del 2022. I lavori di ristrutturazione costerebbero 12 milioni di euro e sarebbero la cifra più importante assieme ai 5 milioni e mezzo di euro di somme a disposizione. A questi vanno aggiunti 600.000 euro di oneri di sicurezza del cantiere e 760.000 euro per i camerini e l'acquisto di terreni esterni. Chiudono il conto 200.000 euro di accordi bonari con i confinanti e 1 milione di euro di arredi. Totale 21 milioni di euro, contro i 16 dell'ipotesi Le Piazze e i 18 dell'ex Santa Chiara. Le considerazioni finali della relazione sono molto chiare. L'Astra non risponde alle esigenze e la faccenda è estremamente complicata, per non parlare della necessità di espropri e delle interferenze con gli edifici storici esistenti. E adesso chi lo dice ai bassanesi? Chi lo dice ai bassanesi si chiede Ferdinando Garavello, e noi bassanesi siamo comunque andati a sentirli. Nuovo teatro a Bassano, 3 le ipotesi messe sul piatto dall'amministrazione comunale in attesa del primo incontro faccia a faccia con la cittadinanza. Noi siamo venuti al mercato per chiedere cosa ne pensano i bassanesi. Vincerà la tradizione, il romanticismo, la nostalgia o la voglia di una struttura nuova? Scopriamolo insieme. L'Astra. Certamente. L'alternativa magari potrebbe essere al parcheggio alle piazze, un nuovo teatro. Lei come la vedrebbe questa scelta? No, non mi andrebbe bene. Poi lo so, la caserma
quello è il posto ideale. Potevano con un bel disegno fare tutto un parcheggio sotto e sopra, il deposito per le opere che serviva, e un bel teatro. Quello era in centro, c'era il parcheggio all'ospedale, era tutto e faceva di sana pianta. Ma per me sarebbe da riqualificare e riordinare ancora l'Astra. Insomma, anche perché ha una storia e quindi sarebbe da dire, è sempre stato il teatro di Bassano, continuare con quello. Darne fare un altro per fare cosa là? Forse è meglio mantenere ancora quello. È meglio ristrutturarlo, quello vecchio praticamente, mantiene le origini praticamente. L'Astra, senza ombra di dubbio. L'idea di costruirne uno nuovo alle piazze o al Polo Santa Chiara, l'ex Polo Santa Chiara, la convince? No, lasciamo le cose come stanno, perché sono così belle, bisogna valorizzarle. Mi piace l'Astra perché sono un po' nostalgica, non mi ricordo quando si andava da ragazza, insomma. E mi piacerebbe che continuasse la tradizione. E sempre a Bassano è stato presentato a Sant'Eusebio il progetto di interventi per la messa in sicurezza idraulica di questa frazione. Questo video, registrato il 4 agosto del 2020, racconta più di ogni altra cosa la fragilità idraulica di un territorio, di un quartiere di Bassano, quello di Sant'Eusebio. Il centro trasformato in un'enorme piscina, con le strade diventate fiumi in piena. Sull'asfalto i sassi scivolati giù dalle colline e le buche create dalla forza dell'acqua. Situazioni di criticità che si sono presentate più volte negli ultimi anni e che hanno messo in difficoltà famiglie e imprese finite sott'acqua, con l'amministrazione che si è vista costretta a correre ai ripari, ripensando e riprogettando il sistema di scolo della frazione. L'acqua che scende dalle vallette delle colline retrostanti si riversa inevitabilmente in questo momento su strade e case. Per ovviare a questo problema, a partire proprio da via Martinato e andando poi verso via dei Pilati, viene raccolta l'acqua tramite delle vasche con sghiaiatori, cioè con sistemi che trattengono la parte grossolana delle acque, viene raccolta da queste due valli e poi tramite nuove condotte portata verso il fiume Brenta. L'acqua meteorica che scende dalle colline verrà dunque intercettata e intubata a monte. Alle mie spalle, lo vedete, c'è il Brenta, l'acqua che verrà intercettata in via Martinato, in strada dei Pilati, attraverso delle condotte giungerà fino a questo punto, siamo in via del Guado, e poi attraverso questo scolo finirà nel fiume. Anche via Fontanelle sarà sistemata con il rifacimento della rete di superficie. L'intervento avrà un costo totale di 500.000 euro, 250.000 saranno coperti con fondi del PNRR. Altre opere di messa in sicurezza idraulica sono previste a Campese, San Giorgio e Varrovina. I lavori a Sant'Eusebio inizieranno in primavera. Allora, vediamo una notizia arrivata da pochissimo, da Padova. La Dal Gazzettino: accoltellato all'interno di un appartamento, 27enne ricoverato in ospedale, è grave. Non si sanno ancora i particolari di questa vicenda. E poi l'incidente con cui abbiamo dato servizio su un incidente in A4, travolti da un furgone dopo un tamponamento, morti un 18enne e un 43enne. Il ragazzo è stato sbalzato a 40 metri di distanza. Poi un altro incidente con 5 feriti sulla 28. Ieri pomeriggio nella chiesa di Castelcucco è stato celebrato il funerale di Patrick Mentil. A proposito di incidenti, 22enne morto la settimana scorsa nel tragico schianto sulla Feltrina a Pederob. Dentro e fuori la chiesa, 1 migliaio di persone a Castelcucco per l'ultimo saluto a Patrick Mentil, il giovane di 22 anni morto nel tragico schianto di giovedì scorso lungo la Feltrina a Onigo di Pederobba. Bara chiara, fiori bianchi come la luce abbagliante del sole in questa fredda giornata d'addio ad un ragazzo che, come ha detto Don Marco Cagnin nell'omelia, era innamorato.
innamorato della vita, della sua adorata famiglia, della fidanzata Sara, ma anche dello studio, della bicicletta, dello sport e dell'amicizia, come testimoniato dai tanti giovani che hanno voluto essere presenti al funerale. Aggiungiamo anche, grazie alla vostra bontà, cari familiari, alcune persone che da oggi sono diventati amici di Patrick, con questo gesto di donare alcuni organi del suo corpo, così potranno avere una vita migliore. E allora grazie Patrick per questa tua testimonianza di vita e di cuore. Grande generosità di Patrick e della sua famiglia, presente una delegazione dell'Aido e del SUEM di Crespano, al quale verranno destinate le offerte raccolte. Sul sagrato della chiesa i messaggi dei compagni di squadra e di chi, nella sua purtroppo breve vita, gli ha voluto bene. Mi chiedo il motivo di tanto dolore, cosciente del fatto che nessuno potrà mai darmi una risposta. Mi consola sapere però che sarai sempre con noi, accompagnandoci in questo breve percorso che è la vita, che senza di te ci sembra infinito. A Patrick, che ha sempre avuto un posto nel mio cuore, che d'ora in poi sarà nei miei pensieri giorno dopo giorno. A Patrick, che starà già sciando tra le montagne del cielo, perché da lassù si è più vicini alla neve fresca. Grazie. Le note di Justin Timberlake hanno chiuso la cerimonia con gli amici che con tanti pennarelli colorati hanno scritto sulla bara un ultimo messaggio a Patrick, strappato troppo presto alla vita che tanto amava. Allora, tra poco avremo in diretta, in collegamento Skype, Flavio Tosi, parleremo di elezioni, di terzo mandato, di autonomia, ma intanto sentiamo una bella storia da Lucio Zanato, una lettera di un soldato recapitata 81 anni dopo. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Vedete, alla signorina Santi Ivana, questa è una lettera verificata dalla censura, pare che sia stata spedita nella zona di Stalingrado, ma non si scriveva a quel tempo perché eravamo in guerra, e a recuperarla è un 22enne, Edoardo Mazzonetto, che abbiamo qui. Una storia molto bella per due motivi. La prima, per questo recupero che poi, riporta in vita una storia che sembrava persa nelle steppe russe. La seconda perché a recuperarlo è un giovane, un 22enne, quindi una bella storia positiva. Edoardo, raccontaci un po' da dove viene questa lettera e come sei riuscito a recuperarla. Allora, questa è una lettera frutto di uno scambio con un altro collezionista insieme a una marea di altro materiale, e quindi era persa in mezzo a tanti altri documenti. Questa però spiccava per un testo incredibile, ricco di significato, che con un'analisi attenta ha dato modo di crearci dietro una ricerca molto interessante. Ma che cosa racconta questa lettera e soprattutto perché a questa signorina Santi Ivana cos'era, l'amorosa? Questa signorina era la nipote di questo soldato 32enne che combatteva in Russia, appunto vicino a Stalingrado. Come si chiamava questo soldato? Renato Santi. Diciamo che la lettera riportava degli auguri e un invito alla vita della sua nipotina, ed è una lettera molto affettuosa, ma che dentro di sé porta tanti significati rispetto alla guerra, un'analisi molto umana della guerra, che tra l'altro non so come abbia potuto permetterla la censura, perché era abbastanza trasparente, e quindi tendenzialmente queste cose venivano eliminate. Siamo nel 1942? Siamo il 1° dicembre 1942. E poi che fine ha fatto questo soldato? Esattamente 18 giorni dopo, il 19 dicembre, lui dai documenti risulta disperso in combattimento. E quindi questa famiglia non ha più saputo nulla da quel giorno? Questa famiglia non ha più saputo niente e non sapeva neanche dell'esistenza di questa lettera. E quindi tu cosa hai fatto? Quando l'hai letta cosa hai combinato? Grazie a uno strumento molto utile per noi ricercatori che è Facebook, se usato nel modo corretto, mi ha portato a rincontrare, ritrovare e rimettermi in contatto con dei familiari della cara Ivana. Perché appunto nel frattempo la signorina Ivana Santi, che era molto giovane, si è sposata, ha avuto dei figli, ha avuto dei nipoti, però ci ha anche lasciato. Esatto, lei non c'è più, però sono ancora vive le figlie, tra cui una porta ancora il nome del soldato caduto, suo zio, prozio,
e proprio in suo onore, diciamo, proprio per l'affetto con cui erano legate queste due persone. Ecco, adesso tu incontrerai questa famiglia. Esatto, sabato ho intenzione di restituirgliela perché è un loro diritto, è una famiglia di Padova, mi pare. Esatto, ed è un importante tassello della loro storia familiare ed è giusto sia nelle loro mani. È stato incredibile poterlo, diciamo, ritrovare e riconsegnare, così, diciamo, che tendenzialmente dai dispersi in Russia è difficile riportare a casa qualcosa, e questo può essere un primo passo per almeno colmare questo vuoto. 2 domande velocissime. La prima, come mai questa passione che tra l'altro, direttore, ti ha portato a fare anche da comparsa sul film di Baracca, che è stato recentemente, abbiamo visto nei canali nazionali, ma hai fatto anche sempre da comparsa su un altro documentario. Perché? Perché la storia regala delle emozioni che, per quanto mi riguarda, nessun altro sport o attività può dare. E diciamo queste soddisfazioni sono impagabili. Però devo dire una cosa, che forse il direttore pochi sanno, che lui di comparsa fa sempre l'austro-ungarico, quindi non fa neanche l'italiano, fa l'austro-ungarico, quindi stai dalla parte dei nemici, stai dalla parte poi degli sconfitti anche. Esatto, e sempre perennemente, perché diciamo credo che tendenzialmente la storia sia scritta sempre dai vinti, quindi bisogna lottare anche per dare, diciamo, un'immagine e una presenza al nemico, dargli una parola, perché bisogna sempre tener conto da un punto di vista generale, mai, diciamo, fermarsi alle apparenze. Ma chi te lo fa fare a 22 anni, quando di solito a 22 si va amorose più che a lettere da storici? Per fortuna l'amorosa ce l'ho, però diciamo che appunto la storia ti permette di vivere in eterno e ti permette di vivere 1000 vite, una lettera è una vita e la storia ti permette di analizzarla, e questo secondo me è spettacolare. Direttore, direi che abbiamo detto tutto, a te la linea. Grazie molte, grazie a Lucio Zanatto e al suo ospite. Andiamo in pubblicità e poi dovremo avere in collegamento Flavio Tosi. A tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, è arrivata una notizia poco fa, una frana in Valsugana. Dovremmo avere tra poco dei particolari, la strada è bloccata, ma andiamo subito da Flavio Tosi, che saluto e ringrazio. Buongiorno Tosi, buongiorno. Buongiorno a voi, scusate se sono no, ci mancherebbe altro, grazie, siamo puntualissimi. Tosi, allora, tanta carne al fuoco, ne parliamo ogni sera a Focus, elezioni, autonomia, il terzo mandato, e c'è questa novità a proposito delle regionali in Sardegna. Dice il Corriere della Sera che ci sarebbe un accordo per evitare che venga diciamo, candidato nuovamente Solinas come chiede la Lega. Fratelli d'Italia vorrebbe il sindaco Truzzo e in cambio Zaia avrebbe il terzo mandato, cosa che ovviamente non piace né a Forza Italia né a Fratelli d'Italia. Come andrà a finire questa partita? Perché ovviamente per ora sono solo congetture. Allora, come andrà a finire appunto non è dato sapersi, perché la questione del terzo mandato riguarda le regionali dell'anno prossimo, quindi insomma c'è tutto il tempo per parlarne. C'è un dato, Giorgia Meloni, la Premier, ha già fatto presente di non confondere le regionali di quest'anno con quelle dell'anno prossimo. Sono due momenti diversi, due trattative diverse. Va trovata la quadra su Piemonte, Basilicata, Sardegna, su chi vota oggi, e poi l'anno prossimo si troverà la quadra su Puglia, Toscana, Emilia-Romagna, Campania, Veneto e le altre regioni che andranno al voto l'anno prossimo. Poi è una questione strategica, cioè al di là della valutazione sul merito che sia giusto o no il terzo mandato. Il punto è, se noi guardiamo le regioni che andranno a voto nel 2025, le regioni importanti, il Veneto non è una prova, ma lo è anche la Lombardia. In Veneto, come in Lombardia, se il centrodestra si presenta unito e candida una figura competente e capace,
il centrodestra vince, cioè il Veneto, la Lombardia e alcune altre regioni non sono contendibili. Il centrosinistra qua non vince. Lo si è visto insomma nello storico, in Veneto come in Lombardia, il centrosinistra è sempre stato ben lontano dal poter vincere negli ultimi decenni. Mentre invece in Emilia-Romagna, perché oggi in Emilia-Romagna è così, in Toscana ancora di più, perché in Toscana quasi tutti i capoluoghi oggi sono governati al centrodestra, in Puglia, perché la Puglia spesso è stata governata al centrodestra, in Campania, che anche quella è stata governata al centrodestra, sono regioni contendibili. Quindi se però in quelle regioni, perché se io do il terzo mandato lo do a tutti, lo do a Luca Zaia, ma lo do a Emiliano, governatore della Puglia, lo do a De Luca, governatore della Campania, lo do a Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, in quelle regioni se io do il terzo mandato io agevolo la sinistra, perché comunque vuol dire che loro hanno dei governatori uscenti che possono ricandidarsi e, guardando le figure di Emiliano, di Bonaccini e di De Luca, per dire, avrebbero un vantaggio competitivo. E quindi, e chiudo su questo, cioè, mentre loro nelle nostre regioni dove noi governiamo comunque non vincono, terzo mandato o meno, se si dà il terzo mandato si dà la possibilità alla sinistra di rivincere nelle regioni dove oggi governa, che invece sono contendibili se non hanno il governatore uscente che si ricandida. Quindi è un ragionamento che deve fare il centrodestra dal punto di vista strategico e lo farà a tempo e luogo, sicuramente non facendo una roba del tipo io ti tolgo la Sardegna, ti do il Veneto in cambio, anche perché è evidente che insomma sono, con tutto rispetto per la regione Sardegna, insomma sono due pesi ben diversi da un punto di vista elettorale. Quindi lei dice, insomma, il centrodestra in questo caso si tirerebbe un po' la zappa sui piedi, insomma, no? Oggi il centrodestra, per quello che è i sondaggi e per quello che sono le tendenze elettorali, sta vincendo e rivincendo sempre di più da parecchi mesi a questa parte. E quindi ci sono, ripeto, la Toscana oggi, la gran parte dei comuni capoluogo sono amministrati al centrodestra, che era un feudo rosso, perché oggi sta andando così. E quindi siccome ci sono delle regioni che sono assolutamente contendibili, dare un margine di vantaggio alla sinistra, consentendogli di ricandidare gli uscenti, che sono figure insomma di peso, perché appunto Bonaccini, De Luca e Emiliano lo sono, sarebbe un errore strategico per il centrodestra. Senta Tosi, si è parlato anche di lei come probabile candidato alla presidenza della regione, è un suo obiettivo? Insomma, adesso è ancora, allora, obiettivo, da qui al 25 c'è soltanto tempo. Allora, se ci fosse il terzo mandato, che oggi al 99% non c'è, se ci fosse il terzo mandato, che per Zaia sarebbe il quarto, ovviamente sarebbe ricandidato Luca Zaia. Se non ci sarà il terzo, ripeto, quarto mandato per Luca Zaia, cosa che oggi è la probabilità maggiore, allora la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia avanzeranno delle proposte. All'interno delle proposte di Forza Italia ci sarà anche il nome di Flavio Tosi, come la Lega potrebbe candidare, che ne so, il sindaco di Treviso, Conte, bravo, come Fratelli d'Italia si è già espressa, o almeno parte di Fratelli d'Italia, sul nome di De Carlo, che è il loro coordinatore regionale, ma hanno anche il senatore Speranzon, ma hanno anche il ministro Urso. In quel momento, se non ci fosse Zaia ricandidabile, le tre forze politiche, quindi Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, si confronteranno e in un equilibrio generale, che l'equilibrio generale non sarà solo chi è il miglior candidato per il Veneto, sarà anche chi è il miglior candidato per il Veneto, ma sarà chi si candida in Emilia, chi si candida in Puglia, chi si candida in Toscana, chi si candida in Campania e nelle 9 regioni, perché saranno 9 le regioni che andranno al voto insieme al Veneto. Tosi, do un breve aggiornamento sulla frana in Valsugana, in frazione San Marino è caduto un grosso masso che è finito sui binari, perché lì passa la ferrovia, non ci sono feriti, non ci sono danni, però la Valsugana è chiusa in ambedue i sensi, per cui il traffico è attualmente bloccato. Poi più tardi vi daremo altri aggiornamenti perché abbiamo una troupe che sta andando sul posto. Tornando a noi, Tosi, sempre sul Corriere oggi si parla degli assessori della giunta Zaia, in particolare di Bottacin e di Marcato, che dice mi sento molto corteggiato. Si sta parlando dell'assessore Federico Caner come uomini che potrebbero appunto passare in Forza Italia. Ci sono novità
a riguardo o riguardo ad altri esponenti del centrodestra che hanno deciso di passare dalla Lega a Forza Italia? Ma allora, novità definite e definitive no. Noi abbiamo detto e ribadiamo che essendo Forza Italia un partito che sta ripartendo, perché appunto per lungo tempo insomma eravamo rimasti un po' silenti, invece adesso con la nuova organizzazione di partito che ha voluto in primis Silvio Berlusconi, perché è stato lui a riorganizzarlo, e ovviamente con la continuità nell'azione di Antonio Tajani, che è molto presente e vuole riorganizzare un partito vero, un partito che fa le tessere, che ha le sedi, che sta sul territorio, che fa quello che dovrebbero fare i partiti, insomma stare in mezzo alla gente e dare delle risposte. E quindi noi cerchiamo di avvicinare amministratori soprattutto, ovviamente tutti imprenditori, agricoltori, cittadini, elettori, ma è chiaro che gli amministratori locali, che siano a livello comunale, a livello provinciale, a livello regionale, sono quelli che hanno quella capacità operativa appunto di dare risposta in maniera concreta e pragmatica al territorio. Quindi abbiamo detto che sia per quanto riguarda Roberto Marcato, per quanto riguarda Giampaolo Bottaccini e anche Federico Caner, che tra l'altro sono amici di lungo corso del sottoscritto, Forza Italia li accoglierebbe ben volentieri perché sono persone preparate e competenti. Ma lo trovo una cosa normale, cioè per quanti anni esponenti che erano di Forza Italia sono passati o in Lega o in Fratelli d'Italia senza che nessuno avesse da eccepire, perché comunque sempre nell'alveo del centrodestra, e quindi una scelta che uno legittimamente può fare rimanendo all'interno della stessa area politica. Quindi se oggi qualcuno tornasse in Forza Italia, si avvicinasse a Forza Italia, appunto ripeto, nell'ambito del centrodestra, non credo che nessuno se ne debba risentire, perché appunto il perimetro non è che perdiamo qualcosa a favore della sinistra, il perimetro del bacino elettorale resta lo stesso. Resta quello, insomma c'è un travaso di voti e di uomini. Il centrodestra insomma in Veneto è sempre stato egemone, secondo i sondaggi non ci dovrebbero essere problemi, e così anche secondo le previsioni così abbastanza anche così superficiali da parte di molti, ma non dovrebbero esserci problemi di continuità. Senta, ieri sera era qui a Focus Gian Antonio D'Arè, che ha fatto capire che potrebbe essere molto probabile una discesa in campo di Pier Silvio o Marina Berlusconi, insomma, no? Di uno dei figli del presidente Berlusconi. Le sembra così un'ipotesi possibile? Sono soltanto, diciamo, così delle indicazioni, magari dei rumors che arrivano da ambienti di Mediaset o quant'altro? Ma ad oggi ci pare di capire, ferma restando la vicinanza e l'affetto e anche la condivisione politica da parte della famiglia Berlusconi nei confronti di Forza Italia, sia perché è il progetto di Silvio e quindi i figli, quella era ed è una famiglia unitissima, l'hanno dimostrato anche appunto dopo che è mancato il grande presidente Berlusconi, e quindi loro non rompono, chiamiamolo così, il giocattolo che ha costruito con grande fatica papà Silvio, perché appunto sanno che è un dovere che hanno nei confronti, ma lo fanno perché ci credono, perché è il loro partito. Quindi che scendano personalmente in campo o che non scendano personalmente in campo, Forza Italia rimane il partito di Berlusconi e della famiglia Berlusconi, e loro hanno garantito vicinanza e appoggio proprio per questa assoluta continuità, perché le idee, gli ideali e i programmi erano e sono quelli di Silvio Berlusconi. Certamente. Tosi, al di là delle candidature di quanti stanno arrivando a Forza Italia, lei ha detto che bisognava riportare proprio il contatto con il territorio, no? Un partito che fosse più vicino ai cittadini. Ha dei riscontri in questo senso? Cioè sta cambiando qualcosa rispetto a un periodo in cui in effetti credo che questo contatto non fosse molto solido? Beh, diciamo che da un po' di mesi a questa parte quello che si vede in Italia e anche in Veneto è che ci sono di nuovo, per fortuna e giustamente, iniziative di Forza Italia, convegni, dibattiti, proposte, confronto anche in regione, perché anche all'interno del Consiglio regionale, dove noi oggi siamo
sottorappresentati, perché su una maggioranza di più di 40 consiglieri oggi Forza Italia ne esprime 2, perché così andò 4 anni fa, però oggi appunto c'è anche confronto all'interno della maggioranza in regione su sanità, sociale, infrastrutture, quindi oggi Forza Italia sta tornando a dire la sua e a far capire che è come è stata. Parte integrante, il perno, il fondatore del centrodestra, continuerà a essere determinante nel centrodestra, e quindi la presenza sul territorio fatta di sezioni, di iscrizioni, di sedi, di amministratori che ci sono, sta facendo altri partiti del centrodestra, hanno fatto un percorso un po' inverso, abbandonando un po' il territorio, me lo lasci dire, e portando le decisioni altrove. Forza Italia ha fatto il percorso, secondo me giusto, di tornare invece a allontanarsi, se così si può dire, da un partito romano-centrico a diventare un partito fortemente territoriale, dove ha le sue sezioni, la sua autonomia decisionale a livello locale, e quindi sta tornando a essere un partito vero, come era la DC, come è stata appunto Forza Italia per molto tempo, torna ad essere protagonista. Solo un paio di minuti per la pubblicità e poi torniamo per arrivare fino alla chiusura delle 13:30. Grazie, stia con noi. A voi. Torniamo subito. Di nuovo in diretta con Flavio Tosi, coordinatore di Forza Italia in Veneto. Grazie ancora a Tosi per essere stato con noi. Grazie a voi. Volevo chiudere questo collegamento sentendola sull'autonomia. No? L'autonomia è in Parlamento, il DDL Calderoli è arrivato e sarà discusso in Senato dal 16 gennaio. Prima abbiamo sentito una conferenza stampa del Partito Democratico Veneto con Andrea Martella e Ivo Rossi che dicevano ma adesso ci sarà la discussione in Senato, certamente non potrà passare prima delle europee perché poi dovrà andare alla Camera, potrebbero passare mesi. Lei come crede che stia andando e quali prospettive ci sono? Perché Zaia ha detto e anche Alberto Stefani hanno detto che il 2024 sarà l'anno dell'autonomia. Allora, sarà l'anno, l'importante è dire al Veneto, al popolo veneto, ai nostri elettori, ai nostri cittadini la verità. Sarà l'anno dove sicuramente verrà approvata finalmente la legge quadro sull'autonomia, perché appunto noi veneti abbiamo votato ormai 6 anni fa, se non mi ricordo male, e a larghissimissima maggioranza, perché ci fu una quasi unanimità, addirittura trasversalità, perché anche gran parte del centro-sinistra sostenne la proposta, che ricordo fra l'altro fu la proposta di Forza Italia a diventare la base della proposta autonomista, perché la Lega, giustamente con una sensibilità diversa, aveva fatto una proposta un po' più spinta, però appunto andava un po' forse oltre le righe rispetto alla Costituzione, poi passò alla proposta di Forza Italia in Regione, e poi fu la base del referendum con il presidente Zaia, che venne appunto votato a larghissima maggioranza dei veneti. E quindi quest'anno ci sarà l'approvazione della legge quadro. Dopo non è che bisogna far credere o dare ad intendere approviamo la legge quadro, il Veneto ha l'autonomia. Approviamo la legge quadro dalla quale comincia il percorso per l'autonomia. Perché nel momento in cui passa la legge quadro poi bisogna che la Regione Veneto stabilisca quali deleghe chiedere allo Stato. Su quelle bisogna definire i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il Veneto chiede l'università, allora lo Stato deve, perché così è previsto dalla legge, stabilire in tutte le regioni d'Italia quali standard garantire a livello di formazione universitaria. A quel punto, una volta fatto quello, e questo vale per tutte le materie da passare, prima appunto bisogna fare i LEP a livello nazionale, a quel punto parte il percorso di passaggio della delega, che non è un percorso che lo Stato fa una leggina e dice ti do la delega all'università. Bisogna inventariare le strutture, il personale, i contratti, cioè è la macchina grossa, questo vale per tutte le deleghe importanti che dovrebbero essere passate alla Regione, e quindi vuol dire che ci vorranno, a partire dal momento in cui sarà approvata la legge, qualche anno per avere realmente l'autonomia.
Che tipo di autonomia sarà? Non sarà il Trentino Alto Adige, perché magari fosse, ma non si può. Dico non si può perché? Uno, perché non lo prevede la Costituzione. La Costituzione prevede che lo Stato ci dia le deleghe a parità di costo sostanzialmente. Lo Stato spende per l'università in Veneto 2 miliardi, ti lascia l'università e ti rigira i 2 miliardi, perché il Trentino Alto Adige, come altre regioni a statuto speciale, ha un'autonomia speciale, che ha anche delle condizioni finanziarie speciali, ma che sono state pattuite in altri tempi e con altre modalità. A noi darebbero a parità di risorse le deleghe. È buona cosa, sì, è buona cosa perché per esempio se ti danno l'università significa che le facoltà, i corsi di studi, quanti studenti formare, come formarli, come finanziare, quello a quel punto se lo decide in maniera totalmente autonoma il Veneto. E questo vale per tutte le deleghe che il Veneto si porterà a casa, quindi è comunque un salto di qualità importante in termini di tempi di risposta, di qualità della risposta per regioni che sanno e hanno dimostrato di saper governare il territorio. Però appunto va chiarito che quest'anno arriverà la legge quadro, perché arrivino le deleghe importanti ci vorrà qualche anno, perché così è il percorso. Così, quindi diciamo un obiettivo importante, ma bisognerà aspettare ancora per vedere proprio i fatti. Per l'attuazione, sì. Certo. Grazie Tosi, grazie molte per essere stato con noi, buon lavoro e a presto. Grazie tante. Arrivederci. Arrivederci. Allora, prima di chiudere andiamo in diretta a Padova da Valentina Visentin perché c'è stato un accoltellamento in un appartamento. Dici tutto, Valentina. Sì, buongiorno direttore, noi siamo in via Fallopio vicino all'angolo con via San Massimo, quindi proprio davanti all'ospedale, nel condominio che vedete alle mie spalle che fa proprio angolo sopra il bar. È proprio in quel condominio che questa mattina all'alba c'è stato un accoltellamento. Il ferito è un 26enne, è un ragazzo italiano colpito al torace, si trova ora all'ospedale, quindi proprio ricoverato proprio di fronte alla sua abitazione, si trova ricoverato in ospedale, in azienda ospedaliera a Padova, dove è già stato sottoposto ad un intervento chirurgico al torace. Le sue condizioni sono critiche ma stabili, si trova in terapia intensiva. Ci sarebbero già 3 persone in caserma, si tratta di 3 ragazzi, un ragazzo e 2 ragazze, una di questa minorenne. Sarebbe stata proprio la minorenne a colpire al torace il giovane, ma i carabinieri stanno appunto sentendo queste 3 persone per capire la dinamica dell'aggressione, scaturita a quanto pare dopo una lite, pare per motivi sentimentali, ma queste sono ovviamente delle ipotesi che stanno emergendo in questi minuti, perché si è venuto a conoscenza di questa aggressione verso l'ora di pranzo, quando qui davanti è arrivata una macchina dei carabinieri per prelevare i 3 ragazzi che appunto, come dicevo, sono in questi minuti ascoltati in caserma dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile che è intervenuto e che poi capirà qual è stata la natura di questa aggressione e ovviamente si cercherà di capire anche quali sono le condizioni del ragazzo, che appunto è in condizioni critiche, è già stato posto ad intervento chirurgico e attualmente in terapia intensiva. Da Padova è tutto, ovviamente ulteriori informazioni su questo fatto di cronaca nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Grazie molte Valentina Visentin, e grazie in regia. Oggi a Focus ci sono Tony Esposito, Mattia Pizzaia e Nadia Brazzo, e ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Grazie, arrivederci.